Tornando un po' all'inizio della pandemia, perché bisogna ricordare che da subito lei ha dato i dati, immediatamente, facendo la scelta della trasparenza possibile. Adesso sembra scontato. In realtà io, per esempio, che sono anche direttore di Brescia oggi, in Lombardia per 6 mesi non hanno dato dati, anche noi faticavamo, le persone faticavano a capire. In Lombardia invece, in Veneto c'è stato questa idea di darli subito e fare una conferenza stampa al giorno, eccetera. C'è anche chi l'ha accusata, come dire, che si sfruttava l'immagine politicamente. Ecco, com'è nata questa idea della massima trasparenza e cosa si può rispondere a chi accusa invece un servizio che secondo me è stato invece importante in certi momenti così difficili, ecco, che si dice invece che era solo una manovra per sfruttare politicamente l'immagine per le elezioni, eccetera, eccetera. Sì, quelli che dicono sta roba fanno la riunione nelle cabine telefoniche, da quanti sono. Allora, io può far male una persona che in buona fede fa un lavoro, si spende, eccetera, e poi si sente dire. Guardate, io faccio questo ragionamento. Intanto, se andate a vedere le mie dichiarazioni del primo giorno che sono in regione, ho sempre detto che la regione deve essere un palazzo di cristallo, trasparente. Nessuno nella storia di ormai 11 anni di amministrazione può dirmi che c'è stato uno scoop e che qualcuno abbia portato in evidenza cose nascoste sotto i tappeti da qualche parte. Mai. Perché noi quello che è lo diciamo. Cioè non esistono segreti, anche perché io non ci guadagno nulla a nascondere un'informazione che ho. Dopodiché noi ereditavamo una storia del coronavirus tragica, priva di informazioni, di questa storia di c'è, non c'è, quando c'è stato il primo paziente, le foto dall'alto del satellite dei piazzali dell'ospedale di Vostra pieni ancora satellite, ma come mai c'erano tutte quelle auto? Però vuol dire che erano tutti ammalati. Insomma, i cinesi non è che hanno fatto una bella figura, di certo sono usciti massacrati con una reputazione da questa vicenda. Io ho pensato che davanti all'ignoto è fondamentale che il comandante della